Dopo la parentesi dedicata alla nazionale, torna il campionato di Serie A con i lucani chiamati alla vittoria per conservare la zona playoff. Gentili amici appassionati di calcio a 5, Gianluca Valente e Davide Menolascina vi danno il benvenuto dal Pala Saponara per seguire insieme il match tra Signor Prestito CMB e Italian Coffee Petrarca Padova, gara valevole per la 20ª giornata del campionato di Serie A. Squadre in campo da pochissimi secondi qui nel Palazzetto dello Sport di Salandria. Si ritorna in campo in pratica dopo quasi un mese, dopo l'ultimo match, quello giocato per l'esattezza lo scorso 17 gennaio. La sosta dovuta agli impegni della nazionale. Purtroppo non è andata bene alla squadra del CT Musti. Adesso è il momento di rituffarci nella massima categoria nazionale che tante emozioni ci ha regalato in questo primo scorcio di campionato e che tantissime ce ne darà in questa seconda parte tra Final 8 di Coppa Italia, Final 4 di Coppa della Divisione e soprattutto playoff scudetto che decideranno quello che sarà l'andamento, questa parte finale del massimo campionato italiano. Andiamo a leggere velocemente le formazioni a disposizione dei due tecnici prima di entrare nelle pieghe di questo match. Signor Prestito che si presenta con Weber, maglia numero 1, 2 Petragallo, 3 Mancusi, 4 Tobe, 5 Zancanaro, 6 Pulvirenti, 7 Fusari, 8 Lignares, 9 Caruso, 10 Sanchez, 11 Visonan, 17 Vega, 24 Vrestaino, 23 secondo portiere Nucera. In panchina il tecnico Fausto Scarpitti, risponde il Petrarca con Moretti, maglia numero 18 con il 3 Sividini, 4 Dudu Costa, 5 Bargellini, 6 Del Pizzo, 7 Jorge Alba, 8 Shaker, 9 Urio, 11 Di Sarò, 12 Vitale, 15 Nicolazzi, 16 Superbo con la maglia numero 19 Sebastiano Beretta. In panchina il tecnico Luca Giampaolo, dirigono il match Donato Lamanuzzi della sezione di Molfetta e Vincenzo Brischetto della sezione di Acireale, cronoman Luca De Candia della sezione di Molfetta. Tutto pronto o quasi in questo avvio di gara. Davide, ne approfittiamo per capire cosa potrà accadere dopo in pratica quasi un mese dalla sosta. Parlavamo per l'appunto dell'ultima gara disputata lo scorso 17 gennaio. Che tipo di partita ti aspetti? Mi aspetto una partita probabilmente bloccata all'inizio per via di un po' di ruggine che potrà esserci nelle gambe dei giocatori. CMB che però ha sfruttato questa pausa per la nazionale per recuperare un po' di giocatori che avevano concluso, diciamo, il mese di gennaio un po' leggermente acciaccati. Notiamo la presenza anche indistinta di Dukas Vizona che si era fatto male proprio nell'ultimo match casalengo qui contro il Caos Mantova. Non sappiamo che minutaggio potrà garantire a Scarpitti, però ci fa sicuramente piacere vedere un giocatore del suo spessore in distinta. CMB che probabilmente avrà lavorato anche dal punto di vista dell'approccio alla gara, perché è diventata ormai una costante quella di iniziare quasi ad handicap la gara andando in svantaggio. Vediamo quale sarà l'approccio quest'oggi degli uomini di Scarpitti. Andiamo a dare anche uno sguardo a quelli che sono i quintetti iniziali. In casa CMB c'è Weber tra i pali con la maglia numero 1, con il 5 c'è Capitan Zancanaro, con il 10 Sanchez, con il 7 c'è Fusari e con la maglia numero 17 c'è Alejandro Vega. Risponde il Petrarca con Moretti tra i pali con la maglia numero 18, poi con il numero 3, se non vado errato, c'è Carlos Sividini. Poi c'è Urio con la maglia numero 9. Cerchiamo di capire anche quali sono gli altri due calcettisti. Completo nero, si parte con la maglia numero 7 c'è Jorge Alba e con la maglia numero 8 c'è Shaker. CMB in completo celeste con pantaloncini e subito il tentativo velo di Zancanaro, deviazione da parte di Beretta. Beretta in campo con la maglia numero 19 se le indicazioni delle formazioni sono giuste, quindi non c'è Moretti tra i pali, c'è Beretta. Sanchez dalla distanza, pallone deviato da Alba in calcio d'angolo, partito forte il CMB. Vega all'indietro ancora per Sanchez dalla distanza ancora una volta, poi arriva il tentativo, palla fuori di Vega in 23 secondi, subito 3 occasioni per il CMB.
Parlavamo proprio dell'approccio alla gara, è stato ottimo quello dei padroni di casa, vicinissimi alla realizzazione del primo gol. Per il momento, anzi adesso, il primo pallone giocato dal Petrarca dalla propria area di rigore. Cerca di uscire dal pressing il Petrarca, pressione di Sanchez positiva, Vega recupera il pallone, cerca di mettere ordine, arriva l'intervento regolare secondo l'arbitro da parte di Sividini, palla fuori, rimane per terra Vega. CMB ottavo in graduatoria con 28 punti, frutto di 8 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte. Petrarca invece 11° in classifica, 15 punti racimolati sino ad ora, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 12 sconfitte. CMB reduce dall'ultima gara persa 6-2 in casa dell'Arzignano, ultima gara casalinga invece vinta 5-3 contro il Caos Mantova, datato 14 gennaio, ruolino di marcia interno da parte del CMB che vede 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Petrarca Padova invece che reduce dallo 0-4 subito dai campioni d'Italia in carica dell'Ital Service Pesaro. Padova che però ne ha portate anche altre 2 di sconfitte in questa striscia iniziale di 2020, oltre al Pesaro anche sconfitte contro Camedo Sonne e Acque Sapone. L'ultima vittoria è quella ottenuta il 3 gennaio in quel di Latina, 1-0 con la rete proprio di Dudu Costa. Cammino fuori casa di una vittoria, un pareggio e 7 sconfitte. Tra l'altro Padova che con 41 gol ha l'ultimo attacco del campionato, un altro fattore importante. Fattore importante che deve essere stimolo per i giocatori di mister Giampaolo per approcciare in maniera differente questa seconda parte del campionato, perché è un dato che ovviamente non può che far piacere, però deve essere magari da stimolo per portare una reazione, per portare a casa punti importanti per la salvezza. Fallo di Sanchez ai danni di Sividini, primo fallo commesso in questo match, mentre tra i pali vi confermiamo c'è Moretti, ma con la maglia numero 19, quindi operiamo la correzione sul nostro tabellino. Gioco che si ferma nuovamente. Gara d'andata che terminò 1-1, gara giocata lo scorso 11 ottobre. Vega e Del Pizzo i marcatori del match, mentre si tocca il ginocchio sinistro, zoppica vistosamente Carlos Sividini, costretto ad abbandonare il campo, pronto a tornare, anzi a fare il suo ingresso per la prima volta con la maglia numero 6, Marcus Del Pizzo, altro elemento che ormai naviga tra Serie A e Serie A2, una squadra che deve fare almeno di Vinicius Sardella, giocatore di alta prestazione, una squadra che non ha tanti giocatori a rotazione di altissimo spessore tecnico, ma una squadra che comunque si sta facendo valere. Uno schema che non va a buon fine, con Del Pizzo che scivola, situazione che ci lascia con il sorriso in bocca. Bisogna fermare per asciugare le tavole del Pala Saponara. Sì, il direttore di gara ha giustamente fermato il gioco per mettere al Petrarca di battere correttamente questo calcio di punizione. Del Pizzo inserito tra l'altro per sfruttare sicuramente il suo piede mancino su questo calcio piazzato, infatti la sua intenzione era quella di spostarsi rispetto al punto di battuta per andare a calciare magari con meno copertura da parte della difesa. Vediamo se adesso opteranno per una nuova soluzione. Fa rispettare la giusta distanza Brischetto di Acireale, tutto pronto, adesso è il solo Del Pizzo a battere, anzi finta nuovamente, tentativo ancora in mezzo, bello lo schema, peccato per i veneti che Jorge Alba non abbia seguito sul secondo palo. Zancanaro per David Sanchez, capocannoniere del CMB con 17 gol messi a segno, davvero una gran stagione per l'Iberico ex Catania e Biceglie. Vega scambia con Fusari, ancora Vega cerca di partire, mettersi in proprio Fusari, chiuso opportunamente in fallo laterale da Urio.
rimessa in favore dei padroni di casa, se ne incarica Alejandro Vega. 5 le reti invece realizzate dal numero 17 del CMB. Zancanaro scambia con Vega, pallone che rimpalla verso la banda destra, l'ultimo tocco è di Fusari, incarica Urio della battuta a cercare e trovare Alba. Arriva la pressione positiva di Zancanaro, cerca di ripartire Fusari, supera l'avversario, non il secondo, opportuna la chiusura di Urio. Moretti, ancora Urio, tiene in campo un pallone difficile, poi lo consegna direttamente alla rimessa laterale. Primo cambio in casa CMB, con Tobe pronto a dare il cambio a Zancanaro. Roberto Tobe, sicuramente acquisto di punta da parte del sodalizio presieduto da Rocco Auletta. Vega, Sanchez, Fusari si accentra, ancora David Sanchez, apertura verso Vega, difende nella propria tre quarti campo il Petrarca, sale poi d'improvviso sulla gestione del possesso palla da parte di Tobe. Vega, Fusari, chiuso da Urio, non si passa da banda destra, allora Vega deve ripartire scambiando con David Sanchez. Fusari porta a spasso il pallone, la pressione di Urio è positiva. Sanchez centralmente per Tobe, tocco irregolare secondo l'arbitro, si è sistemato il pallone con la mano Vega. Calcio di punizione in favore del Petrarca, un Petrarca che sembra aver trovato le giuste misure in fase difensiva. Probabilmente, Davide, bisogna aumentare la velocità. Sì, maglie molto strette in fase difensiva per gli ospiti. CMB deve avere soprattutto pazienza per cercare di scardinare la retroguardia avversaria. Adesso Vega è stato fermato giustamente, a mio avviso, per un tocco di mano che l'aveva aiutato in fase di controllo. Tornato in campo Sividini, per fortuna nulla di grave per lui, tornato a disposizione di mister Giampaolo. Dudu Costa alla battuta dalla rimessa, siamo nei pressi della panchina lucana, con Scarpitti che è pronto a gettare nella mischia Jonathan Lignares. Fallo di Tobe ai danni di Sividini. Proteste veementi da parte della panchina del CMB nei confronti del direttore di gara numero 1, il signor Donato Lamanuzzi. Metro di giudizio a cui bisogna rapportarsi, Davide. Francamente è una situazione di gioco che è un po' al limite, soprattutto considerando quello che è la gestione arbitrale in Serie A. Sì, anche perché un minuto fa circa c'era stato un altro contatto su cui Fusari recriminava un fallo, non è stato accontentato in quel caso il giocatore del CMB. Adesso è arrivato il fischio, sono già 3 i falli commessi al CMB, che deve quindi fare molta attenzione perché manca davvero tantissimo all'intervallo, più di 16 minuti. Proprio così, davvero una situazione da gestire davvero con grande attenzione da parte degli uomini di Fausto Scarpitti. Tentativo a rete! Cristiano Fusari da banda sinistra fulmina il portiere avversario per l'1-0 CMB. Era tra quelli più pimpanti in questo avvio di gara, si è messo in proprio e ha fatto tutto bene. Botta di sinistro diagonale imparabile per Moretti, il CMB la sblocca subito. Chiedevamo, o meglio parlavamo, di un approccio diverso da parte del CMB rispetto alle gare precedenti. La squadra di Scarpitti ha recepito il messaggio, è arrivato l'1-0. Minuto numero 3:58. È arrivato il gol di Fusari, 7° gol stagionale per lui, davvero una bella azione personale, con l'angolo più lontano trovato, colpo balistico niente male a parte di Cristiano Fusari, che ha sbloccato questa partita con un'azione personale. Perde subito palla dopo il calcio a 2 il Padova. Sanchez, subito serve il entrato Lignares. Tobe cerca ancora Lignares, trattenuta piuttosto evidente da parte di Del Pizzo, questa volta non ravvisata da parte dei direttori di gara. Rimessa sempre in favore dei lucani, già battuto da Sanchez. Fusari, ancora David Sanchez, si scalda Umberto Caruso,
Linares, serie di finte, lascia sul posto l'avversario, imbucata, ottima la parata in due tempi da parte di Moretti, che lancia con le mani in avanti verso Del Pizzo, anticipato da Sanchez, che si libera del pallone servendo Tobe, scarico per Fusari, ha spazio Fusari, sale Fusari, serie di finte, bene in scivolata Del Pizzo, che innesca una nuova azione in contropiede da parte di Sividini, chiuso ottimamente da Sanchez. Ritmi che si sono alzati d'improvviso, preso in controtempo Del Pizzo sul tentativo di scarico in orizzontale da parte di Urio. Si va a riposare Del Pizzo dentro con la maglia numero 7 nuovamente Jorge Alba, in campo con la casacca numero 12 anche Andrea Vitale. 2 gol in stagione per lui. Pulvirenti, rotazioni che hanno in pratica rivoluzionato i 2 quartetti di movimento a disposizione di Scarpitti e Giampaolo, quando siamo giunti ormai alla soglia del quinto minuto. Vediamo 1-0 CMB. Fusari al terzo e 58, Linares, palo. Sappiamo se c'è stata la deviazione di Tobe sul tentativo dalla distanza di Jonathan Linares, palla che è andata a carambolare sul palo per poi terminare in fallo laterale, ma se la rimessa per il CMB la deviazione sarà stata anche di un giocatore veneto, probabilmente di Moretti. Weber supera la linea di centrocampo, scambia con Tobe, Weber, pallone respinto da una selva di gambe, ancora diagonale di Caruso, ancora Moretti, palla in fallo laterale, preme sull'acceleratore il signor Prestito, la ricerca del 2-0. Tobe alla battuta, Linares, Pulvirenti, lo attende Shaker, ancora Linares, Caruso, scarico proprio per Linares, palla in mezzo e c'è la rete di Pulvirenti, il 2-0 del CMB al minuto numero 5 e 26. Ci ha messo la punta, ha toccato il pallone quel tanto che bastava, bravissimo Pulvirenti, soprattutto lestissimo a deviare il pallone in rete. 2-0 per un CMB che sta legittimando adesso la sua superiorità. Petrarca che prova ad affacciarsi dalle parti di Weber, pallone fuori, 2-0 che è la fotografia di quello che è stato l'avvio di questa partita. Gol numero 6 in stagione per Giovanni Pulvirenti. Bella la deviazione, non era facile aprire il piattone e deviare il pallone sull'angolo più lontano andando incontro pallone stesso, vero un gol di pregevolissima fattura, quello messo a segno da Pulvirenti. Chiama il time out mister Luca Giampaolo, prontamente eseguito dal crono Luca De Candia. 5 minuti e 45 trascorsi sul cronometro. Davide, in casa CMB si può essere più che soddisfatti. Gli applausi del pubblico testimoniano questo ottimo avvio della squadra di Scarpitti, che dopo aver sbloccato la partita ha continuato con lo stesso atteggiamento, è andata vicina a raddoppio e poi l'ha trovato con Pulvirenti. Giusto secondo me fermare la partita da parte di coach Giampaolo, sia da un punto di vista motivazionale per comunque trovare, riorganizzare un attimo le idee a livello mentale, sia anche per una parte tattica, perché sicuramente il Petrarca dovrà cambiare atteggiamento, dovrà proporre qualcosina in più per provare a riprendere questa partita, c'è tutto il tempo per farlo. Una squadra, quella del Petrarca, forse troppo timorosa in questo avvio di gara, adesso serve il coraggio, altrimenti difficile cambiare le sorti di un incontro che sembra indirizzato verso la parte lucana, anche se ovviamente manca un'eternità alla fine del match. Sì, il coraggio è dimostrato anche di averlo coach Giampaolo, perché anche nell'ultima gara di campionato con il Pesaro ha inserito il portiere di movimento in un momento centrale del secondo tempo, quindi ci ha provato, non è stato fortunato anche perché di fronte aveva la squadra campione d'Italia in carica. Vediamo quale sarà la scelta dal punto di vista tattico in questa partita. Pallone tra le braccia di Weber con il tentativo di Moretti troppo profondo, non ha creato problemi alla retroguardia di casa. Ultimo tocco è quello di Shaker, l'anticipo su Caruso. CMB che invece ha il terzo attacco del campionato, adesso è salito a quota 89 gol, un contributo di reti davvero importantissimo se consideriamo anche che il CMB è una matricola del campionato, ovvero tantissime le reti messe a segno. Zancanaro
pressato al limite della regolarità da Sividini, tiene il possesso palla, lo lascia sul posto, gran giocata del capitano, ancora Lignares, Caruso, ancora bravissimo Moretti, anche se il tiro dalla cortissima distanza sembra aver creato un problema al polso destro, determinante la sua parata. Bravissimo Moretti, lui era stato nuovamente su Caruso poco prima di subire la rete del 2-0. È un portiere di grande qualità sia dal punto di vista atletico che fisico. Il Petrarca si aggrappa anche a lui per restare attaccato alla partita. Alba, Vitale perde palla in favore di Lignares, subito Jorge Alba a rimediare all'errore del compagno, si lamenta poi con l'arbitro chiedendo un fallo laterale in proprio favore. Zancanaro, doppia deviazione in due tempi Moretti. Rasoterra, servire Sividini, ancora Alba, pressione ai danni di Lignares, gran progressione, apertura verso Shaker, l'idea era giusta, non ci ha creduto il compagno in maglia numero 8. Alba sembra sicuramente il giocatore più in palla assieme a Durio in casa Petrarca. Lignares, Pulvirenti, ancora Lignares, scambiano i due in orizzontale, Caruso pressato, perde palla, anzi scarica palla in favore di Pulvirenti, possesso del CMB che cerca di sfruttare la propria metà campo in larghezza, triangolazione che va a buon fine, Lignares con Caruso, Lignares cerca di dribblare Moretti, poi arriva Pulvirenti sotto la traversa, 3-0 CMB, che spettacolo De Lucani. E gran parte del gol va attribuita anche a Lignares, è davvero bravissimo a percorrere da una parte all'altra il campo e poi a fornire un passaggio delizioso per Pulvirenti che non se l'è fatto ripetere due volte, col piattone ha messo sotto l'incrocio. 3-0, adesso passivo che inizia ad allargarsi. Davvero una grandissima giocata da parte del CMB con la doppietta messa a segno da Pulvirenti. È stato anche segnalato giustamente un fallo retrattivo contro il Petrarca Padova. Visibilmente nervoso Alba, più volte è andato a protestare con il direttore di gara, non si ferma il CMB, subito ha recuperato palla, provato l'imbucata Vega per Pulvirenti. Zancanaro allontana il possibile contropiede firmato proprio da Alba. 12:30 ancora da giocare, 3-0 CMB sul Petrarca Padova. Fusari e doppietta Pulvirenti per un avvio di partita che non ha tradito le attese in casa CMB. Ci aspettavamo che ponessero grande attenzione a questo fattore gli uomini di Scarpetti, così è stato. Restaino in campo con la maglia numero 24, è proprio lui che va a chiudere in banda a sinistra, zona difensiva sul tentativo avversario. Dentro nuovamente Sanchez in luogo di un positivissimo Pulvirenti che si va a prendere i complimenti di tutta la panchina del Pizzola battuta. Prova a reagire il Petrarca, Urio arretra troppo però, costretto a rifugiarsi dalle parti di Diego Moretti. Del Pizzo apre verso Jorge Alba, lo attende Restaino, serie di finte, prova a partire Jorge Alba, anticipato da Weber. Del Pizzo prova a ripartire il Petrarca tagliando il campo, bravo a servire Jorge Alba, l'ultimo tocco è del numero 7 Padovano, rimessa in favore del CMB. Sanchez, Vega, ancora Sanchez arretrato pericolosamente, lob a servire Vega, lo ha messo verso Moretti, palla in mezzo, Restaino, Decio Restaino, 4-0 CMB. Gran palla di Sanchez per Vega che ha attaccato da solo la metà campo offensiva. Gran parata ancora di Moretti, ci ha pensato Restaino a firmare il poker del CMB che adesso è pienamente padrone di questa partita. Non siamo nemmeno a metà della prima frazione. Minuto numero 8:31, 4-0 CMB. In gol ci va Decio Restaino che adesso commette fallo, quarta infrazione CMB. Terza rete in campionato per Restaino. Classe operaia va in paradiso, come si suol dire, Davide.
Giocatori maggior blasone hanno lasciato spazio a Fusari, Pulvirenti e Restaino, a dimostrazione che questa squadra ha un roster completo. Poker di reti tutto italiano. Scarpetti giustamente adesso fa ruotare il più possibile i suoi, perché la partita lo permette sicuramente. Poi il calendario presenta 3 sfide in 7 giorni per il CMB, quindi bisogna ragionare anche in quest'ottica. Ovviamente poi un roster più fresco può fare la differenza alla lunga. Vitale, ancora pressione che non smette da parte del quintetto di Scarpetti. Fusari pronto a tornare in campo, lui che ha aperto le danze al terzo e 58. Vega scambia con Roberto Tobe, ancora Vega. Sanchez prova a salire il Petrarca, la situazione si è fatta complicatissima. Siamo al minuto numero 9 e 10. 4-0 CMB, vero che la partita è lunghissima, ma la situazione si è messa piuttosto bene per i lucani. Vega perso l'attimo buono per servire in bando opposta a Decio Restaino, pallone che è terminato poi in fallo laterale. Forse ha pensato un attimo, con un attimo di ritardo, Vega, di scaricare questo pallone, mentre il lob di Urio è troppo profondo a cercare di servire Dudu Costa. Rimessa laterale in favore del CMB, mentre è tornato in campo con la maglia numero 7 Fusari. Sanchez lo vede, sbaglia per il disimpegno. Costa, palla fuori. Primo vero tentativo da parte del Petrarca Padova verso la porta di Weber. Sanchez, Vega, ancora Sanchez, velo per Tobe, alza la testa il Colored in maglia numero 4. Fusari, Vega, Sanchez di prima intenzione cerca di beffare Moretti, che non ci casca. Da apprezzare comunque l'idea e il coraggio da parte di David Sanchez. Pressione di Fusari positiva perché il CMB guadagna un fallo laterale. Fuori Costa e Urio, dentro con la maglia numero 3 Sividini e con l'8 Shaker. Weber dalla distanza, palla fuori di poco, ci prova sempre Weber, 3 gol in stagione per lui. Ne conosciamo ormai tutte le qualità, è una risorsa in più per Scarpetti, soprattutto in partite in cui la pressione avversaria crea problemi alla circolazione di palla. Adesso sul 4-0 c'è tempo anche per provare queste conclusioni, ci ha provato anche Sanchez dalla sua metà campo. Ovviamente una fase in cui il CMB gioca in tranquillità e può provare anche giocate spettacolari. Vitale pressato da Sanchez, forse ostruzione di Vitale che poi perde palla in favore di David Sanchez. Arriva in supporto Fusari, strada chiusa, riparte da Sanchez dalla distanza in 2 tempi Moretti. Ovviamente Sanchez comincia a scaldare il piede, vuole mettere la sua firma nel tabellino dei marcatori, lui che è il capocannoniere del CMB con 17 gol. Del Pizzo in avanti, rischia l'esaurimento del bonus Vega spingendo al limite della regolarità del Pizzo. Tobe, Sanchez in avanti verso Vega, arpione il pallone, lo tiene in campo, aspetta un compagno per l'imbucata, si chiudono le maglie, poi sbaglia il disimpegno servendo Sividini, prova a ripartire il Petrarca ma i varchi sono chiusi. Gran giocata di Sividini, serve il rientrante Jorge Alba con la puntata velenosa. Weber bravo a chiudere il varco depositando il pallone in fallo laterale. Vitale già battuto, tentativo di Shaker chiuso da Fusari in fallo laterale. Ritmi che si mantengono comunque gradevoli nonostante il 4-0. Vitale, Shaker perde palla in favore di Sanchez, prova a ripartire, fallo di Vitale ai danni di, anzi di Shaker ai danni di Sanchez. Seconda infrazione Petrarca. Fuori Sanchez e Vega, dentro Pulvirenti e Jacopo Mancusi, maglia numero 3. Ovviamente il risultato permette questa ampia rotazione, come giustamente ricordava Davide. C'è il turno infrasettimanale, prossimo 11 febbraio si gioca Cyber Telaniene CMB e Petrarca Padova Real Rieti, oltre ovviamente a tutto il resto della giornata. Fusari, campionato che ovviamente dopo la lunga sosta dovuta agli impegni della nazionale deve recuperare
anche prevedendo quelli che saranno i tempi in cui il campionato si fermerà nuovamente per disputare la Final 8 di Coppa Italia 2019-2020. Fusari si accentra, palla per Pulvirenti, scambiano i due. Tobe, pressione di Vitale su di lui, ancora Mancusi perde il possesso, ma il pallone termina in fallo di fondo campo con l'ultimo tocco da parte di Carlos Sividini. Weber per il più vicino Tobe, Mancusi, Fusari, serie di finte, non ci casca Shaker e allora si rimane nell'area di rigore LCMB. Lunghe trasmissioni in orizzontale da parte dei lucani che non riescono a uscire dal pressing avversario con facilità, così come fatto sino a qualche minuto fa. Fusari prova, nonostante stesse ormai per cadere. Fuori Vitale, nuovamente dentro Dudu Costa. Prova tutte mister Luca Giampaolo. Weber chiede ai compagni di accorciare nella pressione, troppa distanza a suo parere. Alba pressato da Mancusi, palla perso Sividini, scambia con Dudu Costa. Ancora Alba, seguito da Mancusi come un'ombra. Sividini, su di lui c'è Tobe, si accentra, serie di finte, dimentica il pallone, contropiede Fusari, parte Fusari con il petto in calcio d'angolo Moretti. Pulvirenti si carica di battere il corner, dentro Liniares, fuori tra gli applausi Fusari. 7-0-4 all'intervallo, 4-0 CMB. Tobe rincorre il pallone, lo mette giù, scambio con Liniares, intercettato da Jorge Alba, rimessa che batte lo stesso numero 8 del CMB. Arretra Tobe, cercare di creare gli spazi in avanti. Mancusi riesce a gestire il pallone tra tre avversari, davvero buona l'azione da parte di Jacopo Mancusi. Pulvirenti, Tobe, giocate piuttosto fluide, poca pressione, gran giocata verso Tobe, cerca il pallonetto, non ha il tempo di alzare il pallone, gli esce a croce Moretti, evitando il 5-0. Stesso Tobe a battere il calcio d'angolo, all'indietro chiamando in causa Miguel Weber, c'è spazio per Weber, puntata, pallone che si alza d'improvviso, troppo spazio questa volta ha lasciato a Weber. Sì, era successo anche in precedenza. Torniamo un attimo indietro però, perché secondo me il CMB ha capito che attirando verso la propria area di rigore con il possesso palla il Petrarca poi ha possibilità di andare a imbucare alle spalle della difesa. È successo con le reti numero 3 e 4, è successo adesso con Tobe. Sicuramente qualcosa da rivedere anche in fase difensiva da questo punto di vista per gli ospiti. A 6:30, 6 ormai e 28 dall'intervallo. Davide, ti aspetti il quinto di movimento da parte di Giampaolo? Non ci sono indicazioni in tal senso, anche dando un'occhiata alla panchina potrebbe essere però una carta da utilizzare con una doppia funzione. La prima è quella di togliere il pallino del gioco al CMB, ovviamente giocando con un uomo di movimento in più. La seconda, provare, qualora ci fosse la possibilità, a colpire verso la porta di Weber, visto che adesso non sono state moltissime le occasioni costruite. Pubblico di casa che chiede un'infrazione in favore di Liniares. Secondo gli arbitri tutto regolare, Urio può battere questa rimessa. Jorge Alba, su di lui c'è Capitana Zancanaro, rientrato in campo al posto di Tobe. Del Pizzo, spalle alla porta, ancora scarico per Urio, anticipato Dudu Costa da Pulvirenti, palla in fallo laterale. 14° minuto di gioco, 4-0 CMB, reti di Fusari, doppietta di Pulvirenti e gol di Restaino per la compagine di casa. Questa 20ª giornata del campionato di Serie A. Del Pizzo va a recuperare il pallone mentre Caruso è pronto a tornare in campo. Urio, Alba, ancora Urio, pressione di Liniares, Moretti in difficoltà, costretto a scaraventare il pallone in fallo laterale. Zancanaro la rimessa, all'indietro per Pulvirenti. Liniares, gran giocata di Liniares, poi cerca Mancusi, ma gli applausi arrivano lo stesso perché
con una finta Lignares ha fatto una gran giocata. Non ha ancora segnato, però è quasi entrato sempre nelle azioni importanti del CMB e anche in questo caso ha dimostrato di andare a velocità doppia rispetto al suo marcatore. Recupera immediatamente palla il CMB. Lignares per Zancanaro, ancora il numero 8 Lucano cerca di servire Caruso, pallone troppo alto, difficile per Umberto Caruso gestire questo pallone. Rimessa che batte Dudu Costa, apertura per Urio, ancora Dudu Costa. Alba centralmente cerca lo scambio con Del Pizzo, capisce tutto Zancanaro, prova a ripartire, scarico per Lignares, centralmente Caruso, pallone che si allunga troppo, poi arriva Pulvirenti che da 0 metri a portiere battuto fallisce la tripletta personale. Poteva fare sicuramente meglio, in questo caso il numero 6 del CMB aveva il tempo per calibrare meglio la conclusione, ha probabilmente provato a anticipare il tentativo dell'avversario di opporsi, è uscito fuori una conclusione che è terminata addirittura in fallo laterale. Moretti servito da Urio, alleggerisce dalle parti di Dudu Costa, anticipato da Zancanaro, ancora di testa Caruso, serve Lignares che mette a terra il pallone, fa ordine, cerca ancora Caruso, pallone intercettato sapientemente da Urio, serve Alba, ancora Lignares in ogni dove, chiude in fallo laterale, fuori Pulvirenti, dentro nuovamente Sanchez per i ragazzi di Scarpitti. Ultimi 5 minuti di questo primo tempo, rimessa in favore dei Veneti, se ne incarica Urio. 2 gol in stagione per lui. Costa, capitano, osserva all'indietro proprio Urio. Su di lui c'è Caruso, sbaglia il controllo, Urio si trascina il pallone in fallo laterale. Sanchez alla battuta, cambia banda, Lignares, Zancanaro, ancora Lignares in avanti per Caruso, scarico ottimo da parte di Caruso per Lignares, parte Lignares, palla in mezzo, non ci arriva per un soffio Caruso, ma giustamente il direttore di gara ammonisce Jorge Alba, manata piuttosto evidente ai danni di Lignares. Lignares imprendibile, era successo anche nell'occasione del gol di Pulvirenti che aveva subito fallo, era riuscito comunque a proseguire nella sua azione, anche in questo caso questione di centimetri e Caruso avrebbe trovato il 5-0. Recupera ancora palla, scontro poi tra Zancanaro e Del Pizzo, si lamenta non poco la panchina del Petrarca. Conto dei falli che segna 4 per il CMB, 3 per i padovani. Sanchez, Lignares, ancora David Sanchez, scambia con Jonathan Lignares. Zancanaro sarà la pressione, ormai gli ormeggi sono mollati da un bel po' in casa Petrarca, sotto di 4 gol, c'è poco da gestire. Lignares, Zancanaro, Lignares, Sanchez, Jorge Alba su di lui, Zancanaro lancia in avanti verso Sanchez, l'idea è buona ma pallone che termina in fallo laterale. Torna in campo Tobe in luogo di Marzio Antonio Zancanaro. Del Pizzo per Shaker, Jorge Alba ancora, Sividini in avanti, cerca Del Pizzo, confusionare le azioni da parte del Petrarca Padova. Tanta buona volontà Davide, ma il CMB in questo momento sembra in assoluta gestione della partita. Sì, CMB padrone del campo che riesce a gestire anche per più minuti il possesso del pallone. Il Petrarca ci sta provando soprattutto con soluzioni personali. Adesso nuovamente però viene perso un pallone e viene fermato un contropiede che era promettente per un fallo all'altezza del dischetto del tiro libero. Eccesso di foga da parte del CMB, ben 3 giocatori hanno tamponato Sividini. Esaurimento del bonus, 5 falli commessi dal signor Prestito, 3 minuti e 43 da gestire con grande attenzione. Sì, perché sono queste le situazioni che possono permettere al Petrarca di riaprire la partita. Se non ci arriva con il gioco può arrivarci con i calci piazzati. Vediamo se hanno studiato qualcosa in particolare da questa posizione abbastanza centrale per provare a colpire verso la porta di Weber. È in pratica un tiro libero con barriera quello che sta per battere il Petrarca Padova.
Sividini apre per Alba, pallone chiuso immediatamente da Sanchez in fallo laterale, pericolo scampato per il CMB. Rimane in proiezione offensiva il Petrarca Padova. Urio, Del Pizzo, probabilmente in campo in questo momento il miglior quintetto a disposizione di Giampaolo. Sividini per Jorge Alba, seguito da David Sanchez, cerca di girarsi, non glielo consente Sanchez, rischia Alba, si aiuta, poi gran palo, ancora Urio, ancora Jorge Alba, puntata sugli stinchi di Sanchez. Arrivata l'azione più pericolosa della partita da parte del Petrarca con il giocatore più pericoloso. Ha fatto valere il fisico, ha quasi sfondato sul fronte destro dell'attacco del CMB. Stavolta ci ha pensato il palo a negare la prima rete di giornata agli ospiti. Ancora Jorge Alba, tiro questa volta fuori. Ci sta mettendo tanta foga agonistica, soprattutto tanta voglia di fare Jorge Alba. Arriva il time out chiamato da Fausto Scarpitti. Prima indicazione, quella di gestire nel migliore dei modi l'esaurimento del bonus quando mancano ancora ben 3 minuti e 8 secondi all'intervallo. Assolutamente sì, non aveva ancora chiamato il time out a sua disposizione in questo primo tempo Scarpitti. Possiamo provare a immaginare che questa sarà l'indicazione principale fornita ai suoi giocatori. Fossi in lui chiederei di stare tranquilla alla mia squadra, perché è ampiamente al comando delle operazioni. Non bisogna commettere soprattutto ingenuità che potrebbero creare occasioni dal nulla che il Petrarca potrebbe sfruttare per riportarsi sotto nel punteggio. Forse gli ultimi 3 minuti effettivi sono stati i migliori giocati sino ad ora da parte del Petrarca. Sì, probabilmente anche inconsciamente il CMB ha concesso qualcosa forte del quadruplo vantaggio. Ci sta mettendo del suo soprattutto Alba con un paio di situazioni personali. Vediamo se riuscirà almeno a trovare la prima rete di giornata il Petrarca. Potrebbe sicuramente andare a riposo con il morale leggermente più alto. Gioco che sta per riprendere, pallone tra le mani di Miguel Weber, lancio in avanti a cercare e trovare Tobe, pallonetto di Tobe che termina a fondo campo. Nessun problema questa volta per Diego Moretti, estremo difensore padovano che nonostante i 4 gol ha fatto sino ad ora un'ottima prestazione. Sividini spara la porta per Dudu Costa, pallone intercettato, sporcato dalla retroguardia lucana che prova a ripartire con Tobe, apertura per Caruso. Non ha necessità di ripartire in contropiede il CMB, forte del 4-0, e allora con intelligenza gestisce il possesso palla sull'asse Vega Sanchez, diagonale a cercare Tobe, esce abbandonando i pali Moretti, palla direttamente in fallo laterale. 2:38 ancora da giocare. Tobe alla battuta della rimessa, Vega, Sanchez, ancora Tobe, scambia con Liberico, in maglia numero 10, Vega, Tobe, Vega, sale il pressing da parte del Petrarca con Del Pizzo che commette fallo ai danni di Caruso. Quarta infrazione Petrarca Padova ad un passo dall'esaurimento del bonus. Sanchez in avanti verso Caruso, pallone intercettato solo in parte da Sividini, ancora Sanchez, Tobe, Vega, ancora David Sanchez, pressione che sale da parte del Petrarca, bravo a farsi trovare in posizione da laterale Weber per evitare guai maggiori a Vega. Si ferma per un istante Tobe, convinto di avere pallo, attenzione Sividini per Dudu Costa, buona la finta, poi si allunga involontariamente il pallone. Tobe si è fermato convinto di avere fallo, situazione da non commettere assolutamente. Soprattutto se ti chiami Roberto Tobe ed hai un'esperienza pluridecennale in questo sport. Per fortuna del CMB non ha pagato comunque dazio la difesa di Scarpitti. Stesso Tobe, serve Sanchez, ancora Tobe, trova Caruso, tipico gioco pivot vecchio stampo, quello di Umberto Caruso, spalla alla porta, serve tantissimo le dinamiche di gioco di Fausto Scarpitti. Fallo di Sividini piuttosto netto ai danni di Sanchez, occhiataccia dello spagnolo
esaurimento del bonus, situazione che va ad alleggerire questi ultimi 76 secondi da parte del CMB. Sì, perché adesso non ci sarà più una pressione così ossessiva come quella che stava attuando il Petrarca negli ultimi minuti. Ovviamente non possono permettersi di concedere un tiro libero agli avversari, gli uomini di Giampaolo, che in precedenza ha richiamato il giocatore che stava protestando per evitargli un provvedimento disciplinare che andrebbe a condizionare questa e le prossime gare. Alba litiga con Tobe, tutto regolare. Vitale apre per Shaker, ancora verso Vitale nell'area di rigore, poi esce, grande scarico per Shaker, capisce tutto Vega, può ripartire Caruso, 3 contro 1, Vega sul secondo palo per Roberto Tobe, 5-0 CMB. Non perdona il CMB, 3 contro 1, eseguito e sfruttato alla perfezione. Ennesima distrazione della difesa del Petrarca. Al CMB non si possono concedere queste occasioni così ghiotte. Ci ha pensato Tobe a rifinire sul secondo palo, palla condotta bene da Caruso, assist preciso da parte di Vega, e poi Tobe da lì non può proprio sbagliare. Velenosissimo il CMB in questo contropiede eseguito alla perfezione. Tobe mette dentro al minuto numero 19 e 12 la rete numero 6 in campionato, ma soprattutto 5-0 termine del primo tempo, che ancora deve disputare 34 secondi. Vitale, Jorge Alba, tentativo di servire Dudu Costa, ma difende bene il CMB. Adesso in assoluta fiducia la squadra di Fausto Scarpitti. Tobe cerca e trova Vega in banda opposta. Nuovamente Tobe, in pratica è l'anello di congiunzione tra tutte le giocate dei compagni. Sanchez in avanti per Vega, prova a ripartire, arriva Sanchez, buona la chiusura di Moretti in fallo laterale a 6 centesimi dalla sirena. Vediamo che farà il CMB, se proverà qualcosa oppure andrà in gestione. Arriva il fischio da parte degli arbitri, si va a riposo con il CMB avanti 5-0, sino ad ora prestazione maiuscola dei lucani. Sì, che hanno approcciato benissimo la gara, hanno poi legittimato il vantaggio, la superiorità nei restanti 20 minuti. C'è bisogno di una reazione da parte del Petrarca, non soltanto per questa gara, ma anche per evitare un passivo più pesante. È tutto dal Pala Saponara, a risentirci per i secondi 20 minuti effettivi di CMB Petrarca. Nuovamente collegati con il Pala Saponara di Salandra per seguire insieme il secondo tempo di Signor Prestito CMB Italian Coffee Petrarca Padova. Ricordiamo gara valevole per la 20ª giornata del campionato di Serie A, prima frazione di gioco che si è conclusa con il parziale di 5-0 in favore del CMB. Andiamo velocemente a riepilogare quello che è stato l'andamento delle reti. Fusari sbloccava dopo 3 minuti e 58, poi doppietta Pulvirenti al quinto e 26 e al settimo e 46, poi gol di Restaino all'ottavo e 31, rete del momentaneo 5-0 da parte di Tobe al minuto numero 19 e 12. Tutto pronto, noi ne approfittiamo per andare a rileggere quelle che sono le formazioni a disposizione dei due tecnici. Signor Prestito che si presenta con Weber, Petragallo, Mancusi, Tobe, Zancanaro, Pulvirenti, Fusari, Lignares, Caruso, Sanchez, Vega, Restaino, Bisonan e Nucera. In panchina Fausto Scarpitti, risponde il Petrarca con Moretti, Sividini, Dudu Costa, Bargellini, Del Pizzo, Alba, Shaker, Urio, Di Sarò, Vitale, Nicolazzi, Superbo e Beretta. In panchina Luca Giampaolo. Gara che vede la conduzione da parte di Donato Lamanuzzi della sezione di Molfetta e Vincenzo Brischetto della sezione di Aciriale. Cronoman Luca De Candia, anch'egli della sezione pugliese di Molfetta. C'è subito una novità:
parte dopo 30 secondi, anzi 40 secondi, con il quinto di movimento. Luca Giampaolo, c'è con la maglia da portiere Marcus Del Pizzo, tema tattico che sembra essere impostato in questa ripresa, Davide. Sì, l'avevamo tra virgolette pronosticato in fase di commento nella prima frazione. Giampaolo l'ha utilizzato anche in altre occasioni e con davvero nulla da difendere ormai sul 5-0, se la gioca così, da apprezzare anche il coraggio da parte del tecnico quest'oggi ospite. Vediamo se probabilmente indicazioni all'inizio saranno quelle di non forzare le giocate. In questo caso la squadra ospite ha perso la palla, però probabilmente cercherà di lavorare ai fianchi, usiamo un termine pugilistico, la difesa del CMB, per poi andare a calciare verso la porta. Quintetti in campo formati da Moretti con la maglia numero 19, che adesso lascia il posto a Del Pizzo con il 6, poi con il 9 c'è Urio, con l'8 c'è Shaker, con il 3 c'è Sividini e con il 7 Jorge Alba. Risponde il CMB con Weber tra i pali con la maglia numero 1, con il 5 Capitan Zancanaro, con l'8 Lignares, con il 6 Pulvirenti e con il 7 Fusari. Gestione del quinto di movimento piuttosto strana da parte di Del Pizzo, in pratica non ha giocato il pallone, mentre dalla propria porta Weber aveva fatto gol. Rischiato il cartellino giallo, Weber che è in diffida. Corner in cui si incarica Alba. Confabulano Shaker e Urio, indicazioni anche a Del Pizzo. Palla in mezzo proprio per Del Pizzo, velo di Fusari, sapientemente gestito, anche se con calma recupera il pallone lo stesso Cristiano Fusari, che scambia con Lignares. Pressione di Jorge Alba su di lui, Lignares scarica il pallone per Capitan Zancanaro. 10 gol in stagione per lui al ritorno in Serie A. Lignares cerca la penetrazione in diagonale, riesce a scaricare il pallone per Zancanaro, fermato da Tergo da parte di Sividini. Primo fallo commesso nella ripresa, 1 minuto e 44 sul cronometro trascorsi. CMB, ricordiamo, ottava forza del campionato con 28 punti, mentre il Petrarca è 11esimo, quota 15 punti. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta. Sanchez a battere questo calcio di punizione per Lignares, tiro di Lignares, palla fuori. Dicevamo CMB che reduce dal 6-2 rimediato ad Arzignano scorso 17 gennaio, ultima partita giocata prima della sosta per le nazionali. Petrarca che invece ha subito un netto 4-0 casalingo ad opera dell'Ital Service Pesaro. Bella giocata da parte di Sividini. In un secondo momento però Zancanaro rimedia deviando il pallone in fallo laterale. Torna Del Pizzo, quinto di movimento. Urio, cerchio di centrocampo, Fusari pressa così come Pulvirenti su Jorge Alba, c'è spazio per Del Pizzo, scambia con Sacher, palla per Sividini, aumenta il ritmo d'improvviso Petrarca alla ricerca quantomeno del gol della bandiera. Del Pizzo in mezzo per Sividini, tocco morbido, Zancanaro allontana il pallone. Fallo commesso dallo stesso numero 3 del Petrarca ai danni di Zancanaro. Sale a quota 2 infrazioni la squadra ospite. Fusari, Lignares, inevitabilmente, come dicevamo in fase di commento in apertura di questo secondo tempo, la pressione, il baricentro del Petrarca deve riversarsi nella tre quarti campo del CMB, altrimenti 5 gol non si recuperano. Anche la situazione del quinto di movimento è gestire con grande parsimonia. Fusari cerca di incuniarsi, diagonale, e arriva la rete di Jonathan Lignares, che si ritrova lì il pallone per il 6-0 CMB. Un pallone che era solo da spingere in porta, gran giocata di Fusari sulla banda sinistra. Fusari poi per Lignares che trova la prima rete della sua partita, una rete meritata, e alla prima sortita offensiva della ripresa il CMB
aumenta il proprio vantaggio. Adesso sono 6 le reti di differenza tra le due squadre, col Petrarca che però non rinuncia al quinto di movimento. Si riparte, minuto numero 2:42, andiamo a segnare sui nostri taccuini la sesta marcatura da parte del CMB. Lignares in gol per la 12ª volta in campionato, altro acquisto super da parte della compagine lucana. Davide, un giocatore davvero che sta facendo grandissime cose in terra lucana. Doti atletiche davvero eccelse per il numero 8 del CMB, che come detto ha trovato meritatamente la prima rete della sua partita, ma più in generale tra i grandi protagonisti di questa prima storica stagione del signor Prestito CMB in Serie A. Tobè apre per Fusari, serie di finte ai danni di Dud Costa, poi scarico proprio per Jonathan Lignares, serve Tobè, alza la testa Roberto Tobè, numerosi scambi nel breve ad alta intensità da parte degli uomini di Fausto Scarpitti. Serve davvero l'impresa titanica al Petrarca Padova per rimettere in sesto una partita che a 8 secondi dal quarto minuto della ripresa sembra ampiamente compromessa. Tobè, Fusari, sale Jorge Alba in pressione a rete del CMB con Tobè. Lignares si frappone sulla corsa di Sividini. Tobè, leggerezza che da Tobè non ci aspettiamo, Davide, soprattutto al limite dell'area di rigore. Sì, sorriso amaro per Tobè in questa circostanza, quasi come ad aspettarsi il fischio da parte dell'arbitro. Ha messo il corpo a ostruzione dell'azione dell'avversario, quindi calcio di punizione dal limite dell'area di rigore che il Petrarca potrebbe sfruttare in maniera vincente. Primo fallo CMB della ripresa. Sul punto di battuta Sividini che dialoga più volte con la panchina alla ricerca di un consiglio. Vediamo se sarà battuta a rete o scarico verso un compagno. Rimane solo Lignares come elemento primo in barriera. Fischio del direttore di gara. Parte Sividini e arriva il gol del 6-1 da parte del Petrarca Padova. Palla che passa esattamente tra uomo in barriera e portiere. Si sblocca con un calcio piazzato la partita in fase realizzativa per il Petrarca. 6-1, distanze del primo tempo ripristinate. E adesso sicuramente ci riproveranno appena conquisterà il pallone ancora col quinto di movimento. Vediamo se anche dal punto di vista dell'orgoglio il Petrarca trarrà beneficio da questo gol. È arrivato al minuto numero 4:09. La rete che sblocca l'antipatico segno 0 nella tabella dei gol, mentre il tentativo di Vega termina in maniera sbilenca a fondo campo. Settima rete stagionale per Sividini, che in pratica ha tirato dritto per dritto. Palla che è passata tra Lignares e Weber. 6-1. 15 minuti e 15 secondi ancora da giocare. Ovviamente partita saldamente ancora nelle mani del CMB. Può gestire al meglio questo pallone con Vega in avanti per Tobè. Sbaglia il disimpegno. Torna Del Pizzo, quinto di movimento. Vitale, gestione da ultimo centralmente, scambia proprio con Del Pizzo. Jorge Alba, pressione di Sanchez, sbaglia poi il disimpegno. Jorge Alba, non c'è portiere, non se ne accorge Sanchez, perde l'attimo buono. Pallone comunque deviato in calcio d'angolo sul tentativo centrale da parte di Lignares, che adesso si accomoda in panchina per far spazio a De Ciorestaino su alla rete del momentaneo 4-0. Tobè la battuta del calcio d'angolo per Sanchez, pallone strozzato troppo dal calcettista nativo di Donamensia. Moretti per Vitale. Jorge Alba sicuramente uno dei giocatori più positivi nelle fila venete
deviazione di Restaino sul tentativo in parallela da parte di Shaker. Vitale alla battuta della rimessa, rischia l'infrazione di 4 secondi per servire Moretti in avanti a cercare e trovare Shaker, mette a terra il pallone, bravo Shaker. C'è un fallo secondo Brischetto e quindi seconda infrazione CMB con il compagno per terra. Dudu Costa ha giocato, situazione piuttosto bizzarra. Sì, l'arbitro le ha fatto notare infatti che il gioco non poteva riprendere con il suo compagno ancora giù dopo il contatto con Restaino. Torna Del Pizzo quinto di movimento. Va detto però che le ultime 2-3 azioni in fase di impostazione non sono state perfette da parte del Petrarca, che ha provato piuttosto ad andare in soluzione personale anche con il 5 contro 4. Non è sicuramente la scelta più indicata, bisogna far circolare palla su tutto il fronte d'attacco. Adesso bisogna aspettare ancora prima dell'esecuzione di questo calcio di punizione, anche se era stato dato il via dall'arbitro alla battuta, e torna in campo Urio con la maglia numero 9. Stranamente il gioco viene interrotto, non c'è stato l'intervento dei sanitari in campo. Alba scambia, tentativo, palla fuori di pochissimo sul tentativo di Dudu Costa. L'azione che ha lasciato di sasso la retroguardia lucana, data bene questa volta Miguel Weber. CMB che riparte da David Sanchez. Tobe, pressione di Sividini, palla in avanti per Restaino che ha spazio, Urio su di lui. Restaino preferisce ripartire all'indietro servendo Sanchez. Vega alza la testa, serve nuovamente Restaino, sale in pressione Urio. Tobe su di lui Sividini. Vega, ancora Roberto Tobe, non guadagna metri il CMB. Moretti anticipa Tobe, palla che tocca il tetto del Palla Saponara. Come da regolamento, rimessa laterale in favore degli avversari. Vega, Sanchez, ancora Vega, apre per Tobe. Sanchez supera la linea di centrocampo per poi tornare indietro servendo ancora una volta Tobe. Vega preferisce gestire il possesso il CMB piuttosto che affondare immediatamente. Adesso pallone consegnato tra i piedi di Sanchez che era in corsa, trascina egli stesso il pallone in fallo laterale. Bene per il Petrarca che può ripartire con il quinto di movimento, sistemandosi nella metacampo avversaria. Urio, Sividini, scarico sballato, non c'è portiere, parte Sanchez e il pallone va fuori. Unico baluardo era Urio sulla linea di porta. Occasione sprecata da parte di David Sanchez al minuto numero 6:29. Moretti con le mani a cercare in avanti Sividini, anticipato da Tobe, ma il pallone va tra i piedi di Urio. Scontro con Restaino, tutto regolare secondo i direttori di gara. Vega, Sanchez cerca e trova Tobe. Secondi che trascorrono con la pressione da parte del Petrarca che c'è ma non efficace. Dimostra personalità il CMB anche ad uscire dal pressing nell'area di rigore. Tobe, Vega perde palla, la riconquista in maniera fortunosa, c'è spazio per Restaino, ancora Restaino cerca sul secondo palo Sanchez, chiude bene la diagonale Jorge Alba, palla in fallo laterale, dentro nuovamente Vitale in luogo di Sividini, così come Lignares al posto di Tobe. Sanchez, Vega, ancora Sanchez, Lignares, Vega, va a riscaldarsi Marcio Antonio Zancanaro. Sanchez cerca Lignares, lo trova, tiene in campo il pallone, poi se lo allunga. Non era facile obiettivamente controllare questo pallone che rimbalzava. Jorge Alba, attenzione, c'era probabilmente un fallo di Dudu Costa, così come quello segnalato ai danni di Tobe qualche istante fa. Questa volta decisione che è diversa da parte dei direttori di gara. Urio, Vitale, pressione di Lignares, così come Sanchez e danni di Urio. Pallone trasmesso in parallela ma direttamente in fallo laterale. Sanchez parla con Brischetto segnalandogli proprio questo, Davide. Gestione diversa, ma soprattutto da analizzare in questo momento c'è la gestione da parte del CMB che probabilmente
seppur a 12 minuti dalla fine del match, comincia anche a gestire le forze a disposizione, visto che bisogna giocare 3 partite in una settimana. Sì, l'abbiamo detto, il roster più fresco, soprattutto in partite più equilibrate sul punto di vista del punteggio rispetto a questa, può fare la differenza. Scarpitti ovviamente dopo la sosta vuole dosare, non vuole portare nessun suo giocatore a sforzare più di tanto la propria resistenza, dunque sta dando ampio spazio in rotazione, avendo anche ottime risposte a giocatori come Mancusi e come appunto Restaino adesso, che stanno facendo una partita di grande personalità. Sul fronte opposto c'è Giampaolo che cambia perché si prepara Vitale, quinto di movimento. Evidentemente la mossa del Pizzo non è andata a buon fine, si proverà con un'altra soluzione tattica. Sì, sicuramente anche dispendioso per Del Pizzo affrontare tutta la ripresa come portiere di movimento, perché è costretto sempre a dover fare la spola tra campo e panchina, mentre intanto adesso il gioco si ferma perché Restano ha preso una brutta botta. Ci auguriamo ovviamente non sia nulla di grave. Giampaolo ha capito che il secondo tempo può restare più equilibrato giocandosela col quinto di movimento, quindi adesso chiede a un altro giocatore di indossare la maglia verde. Jorge Alba, che è l'unico giocatore ammonito del match, mi avviso ha rischiato il secondo giallo, ha letteralmente scaraventato fuori dal campo Restaino. È andata bene al numero 7 del Petrarca Padova. Restaino che abbandona il campo in luogo di Fusari. 11-18 ancora da giocare, 6-1 CMB. Ne approfittiamo quindi, visto che abbiamo parlato di turno infrasettimanale, ricordiamo quelli che saranno gli impegni delle due squadre. Prossimo 11 febbraio CMB in casa della Cybertel Aniene, si gioca alle ore 19:30, mentre il Petrarca ospiterà il Real Rieti di Mr. Jeff, ormai possiamo definirlo così visto che in settimana ha dato l'addio al calcio a 5 giocato. Calcio d'inizio di Petrarca Real Rieti sarà alle ore 21. Torniamo in telecronaca diretta con Fusari che gestisce palla per il CMB. A spazio Zancanaro tutto solo, servito Zancanaro, chiuso bene da Moretti, ancora Fusari, dal nulla Fusari. 7-1 CMB, doppietta per Fusari. È in grandissima fiducia quest'oggi Fusari. Ancora una volta CMB che ha pescato un giocatore alle spalle della difesa, si trattava di Zancanaro. Sulla prima conclusione è riuscito a porsi Moretti, sulla seconda no. Letale, questa volta col mancino, anzi per la seconda volta col mancino Cristiano Fusari. Palla sotto la traversa, massimo vantaggio nuovamente, ancora più 6 per il CMB. Minuto numero 9:07 sul cronometro del Pala Saponara. Doppietta anche per Fusari, che quindi raggiunge Pulvirenti. Per Fusari gol numero 8 in campionato. Liniares alla battuta, palla per Weber, cerca e trova Fusari, spinto da Urio in maniera piuttosto evidente. Giustamente gli arbitri vanno ad assegnare il calcio di punizione in favore dei padroni di casa. Sale a quota 3 infrazioni il Petrarca, 2 quelle commesse dal CMB. Liniares, Fusari si accentra, scarico perso Pulvirenti, Zancanaro, ancora Liniares, palla fuori perché c'è Fusari che ha rimediato una botta al volto. Sportivamente Dudu Costa restituisce il possesso tra gli applausi del pubblico del Pala Saponara, mentre sul fronte opposto Sividini evita l'intervento di Pulvirenti sul lancio di Weber. Calcio d'angolo in favore del CMB. Palla a cercare Liniares, troppo profonda, ha evitato addirittura il fallo laterale in banda opposta. Jonathan Liniares, sale Weber, ci prova sempre, a spazio Liniares, palla per Zancanaro, cerca l'imbucata giusta, ancora Zancanaro. Liniares chiuso nella propria tre quarti campo, il Petrarca a difendere la propria porta. Liniares supera Urio, serve nuovamente Pulvirenti, chiede palla a Fusari,
ma si continua in banda a destra. Zancanaro alza la testa, eccolo servito Fusari, piccolo trotto, guadagna metri, si schiaccia, palla in mezzo, poi tentativo di girata da parte di Pulvirenti, obiettivamente complicato con l'uomo addosso, spalle alla porta, serviva davvero una magia per fare gol. Urio cerca in avanti Sividini, c'è la deviazione di Fusari in fallo laterale, 9:37 da giocare, torna Vitale, quinto di movimento. Urio con calma olimpica gestisce il possesso palla il Petrarca, nonostante sia sotto di 6 gol. Vitale cerca di superare di slancio Zancanaro, pallone in fallo laterale in favore degli ospiti. Urio chiede a Vitale di salire, arriva la pressione di Fusari, Dudu Costa devia il pallone direttamente in fallo laterale, Weber centra un faro del Pala Saponara, fallo laterale in favore del Petrarca. Urio, Vitale, ancora verso Dudu Costa, ma la pressione di Caruso è efficace, torna in campo Moretti, Fusari supera l'avversario, supera un altro, ancora Fusari, palla verso Caruso, anticipato da Shaker, prova a ripartire Sividini, centralmente, scarico verso Urio, non si intendono i due, buona l'idea da parte di Sividini, sembra aver mollato anche dal punto di vista fisico il Petrarca. Il punteggio è comunque abbastanza pesante anche dal punto di vista mentale, difficile provare a restare in partita. Vediamo adesso Caruso, lotta con Shaker, apre per Zancanaro, si dimentica il pallone il capitano del comprensorio Medio Basento. Urio chiede ai suoi di salire, ma la palla viene trasmessa in orizzontale a Dudu Costa. Shaker, Moretti alza la testa centralmente ancora per Shaker, tiene in campo il pallone Sividini in maniera difficoltosa, perde poi il possesso in favore di Pulvirenti, lottano i due, recupera palla Sividini, carica il tiro, gran parata di Weber, come un gatto si rifugia in calcio d'angolo. Fuori Moretti e Sividini, dentro Del Pizzo e Vitale, pronto a tornare in campo anche Vega per il CMB, rimane in zona sostituzione. Dudu Costa pronto a battere questo calcio d'angolo all'indietro verso Urio. Shaker, Urio, e lui il perno difensivo nella gestione del possesso quando c'è quinto di movimento. Vitale ha spazio, palla per Del Pizzo, all'indietro ancora nuovamente per Urio. Fusari prova la pressione come primo elemento in attacco, Caruso su Shaker, non riesce a recuperare palla, ci prova anche Pulvirenti su Dudu Costa, tiene il possesso il Petrarca, sale Vitale, serve Dudu Costa con il piede, ancora Dudu Costa sotto la traversa, arriva la rete del 7-2 da parte del Petrarca Padova. bravo e fortunato Dudu Costa che si era liberato bene anche complice una scivolata dell'avversario. Primo pallone respinto da Weber, sul secondo è stato bravo a crederci e a trafiggere il portiere del CMB. Si torna con 5 reti di differenza tra le due squadre, circa 8 minuti adesso al termine della partita. 7-2 il punteggio, CMB che deve continuare con tranquillità a gestire il possesso del pallone anche dopo aver subito questa seconda rete. 13ª rete stagionale per Dudu Costa, capocannoniere del Petrarca Padova. Gol arrivato al minuto numero 12 e 16 secondi. 7-2, partita ampiamente ancora in controllo, come giustamente ricordava Davide, un'azione di prepotenza ma anche frutto di rimpalli fortunosi da parte di Dudu Costa, abile comunque ad essere pronto a scaraventare il pallone sotto la traversa. Urio permette ai compagni di riposizionarsi, il cronometro scorre. Del Pizzo, Jorge Alba, Shaker, 7 minuti esatti alla fine del match, 7-2 CMB.
Vitale. Urio, Del Pizzo anticipato da Tobe, ci prova Mancusi, chiuso da Del Pizzo in fallo laterale, torna Moretti tra i pali. Lo stesso Jacopo Mancusi alla battuta numero 3 del CMB, minuti importanti per lui, fare esperienza, crescere personalità per giocare in Serie A. Anticipato Caruso, pallone che Alba non riesce a controllare, tocco di testa all'indietro di Vega dalle parti di Miguel Weber che serve Mancusi. Vega, Tobe, pressione di Urio su di lui, scarico per Caruso di prima intenzione, cerca Mancusi, azione velleitaria, tutto a vantaggio del Petrarca che può gestire nuovamente il quinto di movimento con Vitale, anche se la pressione è piuttosto alta da parte degli uomini di Scarpitti. Vediamo che cosa accade adesso alla gestione di Del Pizzo e compagni. Urio rischia e infatti deposita il pallone in fallo laterale, stavolta non una grande trovata quella di ripartire con il quinto di movimento. Weber sale, adesso il CMB ipoteticamente con il quinto di movimento, visto che Weber rimane sulla linea di centrocampo. Vega per Tobe, non vuole rischiare l'intercetto di Urio, preferisce far scivolare il pallone in fallo laterale. Del Pizzo alla battuta, all'indietro per Urio, nuovamente porta sguarnita, c'è Vitale, quinto di movimento, uscita pressing, questa volta eseguita bene, intercettato però il pallone di Vitale da Tobe che preferisce non battere a rete, gestire il possesso palla. Vega, Tobe, ancora Leandro Vega, scambiano i due, chiamati in causa Mancusi, pressione di Shaker su di lui, lotta Caruso con Urio, tutto regolare, si lamenta Caruso con Brischetto. Vega, Tobe, la triangolazione non va a buon fine, Sbilenko, il disimpegno di Shaker, palla direttamente in fallo laterale, fuori Caruso, dentro Lucas Visonan, con grande piacere lo ritroviamo in campo. Davide, un infortunio che sembrava brutto, lasciò il campo in barella nell'ultimo match casalingo. Con grande piacere lo riaccogliamo in campo, ovviamente non sarà al meglio della condizione, ma se è in campo vuol dire che la situazione è nettamente migliorata. Sì, probabilmente anche in virtù del punteggio Scarpitti concede qualche minuto a Vizonan, che adesso va a prendersi subito un cartellino giallo per una trattenuta ai danni di Del Pizzo. Viene sostituito subito, chance anche per Petragallo. Tante rotazioni, c'è anche spazio per Petragallo. In questo finale di match 5-18 per la precisione. A seguire qui in rigorosa diretta streaming sulla pagina di PMG Futsal. Attenzione, Vitale! Buona l'occasione, apre troppo il piattone, corpo all'indietro, pallone che termina lontanissimo dalla traversa di Miguel Weber. Buon lavoro di fisico di Alba, che ha poi offerto questo pallone al compagno. Coordinazione sbagliata per calciare verso la porta. Ancora una volta però il quinto in movimento procura un'occasione al Petrarca. Jorge Alba cerca la penetrazione centrale, arriva il sandwich sui danni, probabilmente fallo di Mancusi. Quarta infrazione CMB, calcio di punizione da una posizione piuttosto interessante in favore del Petrarca Padova. Fallo che era cominciato un paio di metri più indietro, fa rispettare la giusta posizione in cui collocare il pallone il signor Lamanuzzi di Molfetta. Nuovamente Sividini, leggermente più accentrato rispetto alla posizione in cui ha fatto gol, sempre su calcio di punizione. Parte il fischio del direttore di gara, ancora Sividini, questa volta per Dudu Costa, fuori. Sospiro di sollievo anche per i numerosi tifosi di casa. Restaino pronto a tornare in campo.
Mancusi, Tobe, ancora Mancusi, spinto da Del Pizzo al limite della regolarità, torna Vitale, quinto di movimento, se la gioca giustamente sino alla fine Giampaolo, sotto di 5 gol a 4 minuti e 50 dalla sirena finale. Del Pizzo, Jorge Alba, ancora Del Pizzo, apre verso Vitale, pressione di Petragallo su Del Pizzo, c'è spazio per Vitale, prova l'incursione da banda destra, su di lui Petragallo, centralmente per Sividini e arriva alla rete del 7-3 da parte dei veneti. Buona giocata personale di Vitale, è riuscito a orientare il pallone verso l'area di rigore e a portare su di sé le attenzioni di due avversari, tutto solo Cividini all'altezza del tiro di rigore, ha ben fatto stavolta col piede destro Miguel Weber. 7-3, continua, o meglio inizia a prendere fiducia anche in questa scelta tattica il Petrarca, con 4 minuti e mezzo dalla fine però risultato ancora in mano alla squadra di casa. Per Sividini si tratta della personale doppietta, sale a quota 8 gol, terzo giocatore da andare in doppia cifra in questa partita, oltre a Fusari e Pulvirenti del CMB. Ben 10 gol visti sino ad ora. Restaino prova anche lui a fare doppietta, arriva il time out chiamato da Luca Giampaolo, tecnico del Petrarca Padova. Poco più di 4 minuti, Davide, partita che nonostante la terza rete del Petrarca sembra ampiamente nelle mani dei giocatori di Fausto Scarpitti. CMB che deve semplicemente gestire al meglio il possesso palla, come ha fatto per lunghi tratti nel secondo tempo. Sì, gestire il possesso palla e cercare di far camminare il più possibile il cronometro, che adesso diventa un alleato della squadra di casa, che ovviamente può avvicinarsi al fischio finale. Sponda Petrarca invece finalmente qualche indicazione positiva per coach Giampaolo, anche in ottica, soprattutto in ottica delle prossime gare. Quinto di movimento che sta funzionando soprattutto in questa fase finale della gara. 2 reti costruite con questa situazione. Sta cercando di trarre qualcosa di buono anche da una probabile sconfitta con 4 minuti dalla fine. Si ritorna in campo. Questo finale di match tra Signor Prestito CMB e Italian Coffee Petrarca Padova. Ricordiamo 20ª giornata del campionato di Serie A. Moretti con le mani in avanti a cercare Sividini, arriva di testa Weber a deviare il pallone in calcio d'angolo. Chiama lo schema capitano Dudu Costa, torna Vitale ovviamente come quinto di movimento. Jorge Alba per Vitale, Sividini sicuramente tra i più positivi insieme a Jorge Alba alle fila dei veneti. Del Pizzo, Vitale, di lui Petragallo, si scalda Liniares, pronto a tornare in campo, a dare man forte ai suoi compagni. Sividini, Del Pizzo, Dudu Costa, sale la pressione di Restaino, così come Petragallo che fa il pendolo, questa volta scarico che trova Jorge Alba, interviene Weber che abbandona la porta ma non riesce a centrare lo specchio dalla porta avversaria. Aveva già letto tutto Miguel Weber. Moretti per Sividini, si scontra con Tobe, tutto regolare, l'ultimo tocco è di un giocatore del Petrarca, probabilmente dello stesso Moretti. Rimessa già battuta da Petragallo, palla per Restaino che scambia con Vega. Tobe, scontro a palla lontana tra Alba e Restaino, si rialza Restaino. Vega nella propria area di rigore gestisce il pallone, scambia con Tobe. Petragallo, ancora Roberto Tobe, pressione di Sividini su di lui. Vega lascia sul posto Del Pizzo, fallo piuttosto evidente di Del Pizzo. Arriva il cartellino giallo per Marcus Del Pizzo, terzo ammonito del match, secondo nelle fila del Petrarca dopo Jorge Alba. L'altro ammonito è stato Vizonen per il CMB. Conto dei falli che segna 4 pari a 2,57 dalla fine. Sale Weber come laterale, eccolo addirittura a posizionarsi centralmente. Tobe, eccolo Weber, alza la testa, sale pallopiede Weber, centralmente Weber, ancora scarico verso Restaino, era chiuso da ben 3 avversari. Miguel Weber, sempre apprezzate dal pubblico di casa le sue incursioni. Fuori Petragallo e Restaino, dentro Liniares e Fusari.
per questo finale di match. Weber, Fusari, Linares, ancora Fusari, pressione di Del Pizzo, così come di Dudu Costa. Gran giocata di Linares per Fusari, ancora una volta bravo Moretti a rimanere in piedi, guantare il pallone in due tempi. Serie più vicino Sacher, poi Dudu Costa, ancora Shaker, Del Pizzo cerca in diagonale Jorge Alba, bella l'intenzione, chiusa però in diagonale da Linares. Torna Caruso in campo in casa lucana, così come Sividini al posto di Del Pizzo. Shaker, Vitale, ancora Shaker, si gira Sividini, pallone a fondo campo. Vitale rischia il cartellino giallo per evitare che Weber prenda il pallone. Si riparte da Vega. Fusari, Linares in avanti per Umberto Caruso. Molisano scambia con Fusari. Linares, Vega, lungo possesso palla da parte dei padroni di casa. Siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gioco. Stavolta il passaggio di Fusari verso Vega viene chiuso, così come a sua volta Linares. Caruso, ancora una volta Moretti, palla dalle parti di Sividini, prova a ripartire il Petrarca con lo stesso Sividini, palla per Dudu Costa, si gira dalle parti di Jorge Alba, intervento in spaccata di Weber che mette fuori causa Sividini. Portieri protagonisti in questi ultimi 30 secondi, da una parte Moretti, dall'altra Weber, hanno evitato che il bottino di reti potesse aumentare nuovamente. Dentro ancora Urio, Vitale lascia sul posto Linares, palla in mezzo, Dudu Costa chiuso 2 volte da Vega, la seconda volta in calcio d'angolo. Sividini alla battuta per la compagine padovana. Vitale, Jorge Alba, serie di finte, tiro Spilenko, palla fuori. Weber, lanci davanti verso Fusari, per poco non arrivava l'8-3 di Fusari. Lancio perfetto di Weber con le mani. Fusari è arrivato anche bene sul pallone, non ha avuto probabilmente il tempo per coordinarsi bene, è arrivato sia a concludere ma l'ha mandata in fallo laterale. Prova a ripartire Dudu Costa, chiuso da Fusari, apertura per Vega, recupera il pallone ancora una volta, per l'ennesima volta Moretti evita, poi c'è il fallo di Fusari, esaurimento del bonus, ma soprattutto ammonizione per Fusari, la quarta del match. 65 secondi da gestire con il bonus scaduto, piccola menzione per Moretti, preso 7 gol, prestazione maiuscola nonostante tutto la sua. Ha dimostrato le sue grandi qualità, 7 reti potevano essere di più senza i suoi grandi interventi. Ha bisogno anche del miglior Moretti il Petrarca per provare a salvarsi direttamente. Tentativo di Caruso che termina di poco fuori alla destra della porta, momentaneamente difesa da Urio con Vitale tra i pali. Adesso invece c'è Moretti, troppo profondo, la palla termina in gol, ma non può essere gol, serve quantomeno un tocco. Giocatore di movimento, Weber in avanti per Petragallo, mette a terra il pallone, almeno ci prova. C'è la chiusura in fallo laterale da parte di Lorenzo Bargellini, maglia numero 5. Spazio anche a chi ha giocato di meno, ai giovanissimi in casa Petrarca, con il risultato ormai consegnato al CMB. 3 punti importantissimi, sale a quota 31 punti il signor Prestito, conserva quantomeno l'8ª posizione, che significa giocarsi i playoff scudetto. Meglio non si poteva chiedere a questa squadra, che adesso sale con Caruso. Linares, palla fuori. È l'obiettivo del girone di ritorno del CMB, che dopo aver concluso in 9ª posizione all'andata vuole entrare tra le prime 8 per andarsi a giocare le sue chance di scudetto.
è il modo giusto per iniziare questa seconda parte di stagione, questa vittoria contro il Petrarca. Scarpitti adesso può iniziare a ragionare magari con anche un po' più di serenità in vista dei prossimi impegni, che ricordiamo porteranno il CMB a scendere in campo venerdì, ma ancora prima martedì nel turno infrasettimanale. Si trascina la palla in fallo laterale Sividini, 23 secondi ancora da giocare e poi si porrà fine a questo match tra CMB e Petrarca. Caruso, Lignares, Petragallo prova a restituire il pallone a Lignares, Sividini lo recupera, palla che sapientemente Petragallo difende, arriva l'applauso dal pubblico di casa che va ad incoraggiare prodotti del vivaio. Lignares, e arriva il triplice fischio, CMB che supera il Petrarca Padova per 7-3, una partita dominata soprattutto nel primo tempo da parte del signor Prestito, andata al riposo sul 5-0, nella ripresa tentativi vani del Petrarca, ma con merito si porta a casa questi 3 punti alla formazione di Fausto Scarpitti. Assolutamente sì, un successo meritato, una gara condotta e presa in mano sin dall'inizio e poi portata sapientemente a casa per il Padova. Buone indicazioni dagli ultimi 10 minuti, c'è comunque da lavorare per mister Giampaolo, la lotta salvezza non concede tanti passi falsi. Il campionato accelera, ricordiamo si ritorna in campo l'11 febbraio con il CMB ospite dalla Cybertel Aniene. Calcio d'inizio alle ore 19:30. È tutto dal Pala Saponara, un grazie da Gianluca Valente per averci seguito e un appuntamento ai prossimi impegni interni del signor Prestito CMB.